Ritorno a penalty, a voi studio. Siete con penalty ogni domenica a partire dalle 19:30, la replica alle 23 e anche nella giornata del lunedì di mattina a partire dalle 8:30. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, subito i risultati, la classifica e poi il commento tecnico. Parliamo del girone A di eccellenza. San Sebastiano Alcamo 0-7. Serra di Falco Atletico Campofranco 1-1. Pro Favara Camarat 0-1. Raffadali Leonfortese 1-0. Riviera Marmi Mazzara Calcio 2-0. San Giovanni Gemini Parmonval 0-1. Folgore Selinunte Rocca di Caprileone 2-2. Sport Club Marsala San Cataldese 3-1. In classifica sottolineiamo la vittoria del Camarat, la vittoria importante dell'Alcamo, ben 7 gol a San Sebastiano e soprattutto la sconfitta della Leonfortese che perde un po' la corda del primo posto, nel senso che è stata sopraffatta anche se attualmente ha una partita in meno. Guardiamo comunque la classifica al completo. Camarat 44 punti, Alcamo 41, Leonfortese 40, Parmonval 38, Serra di Falco 37, Sport Club Marsala. Abbiamo un problema sul monitor. Beh, la continuo io la classifica. Allora, Sport Club Marsala 36, Riviera Marmi 35, Atletico Campofranco 33, Rocca di Caprileone 29, Pro Favara 27, San Giovanni Gemini 26, San Cataldese 24, Mazzara e Raffadali 22, Folgore Selinunte 13 punti ed infine chiude la classifica il San Sebastiano con 9 punti. Dopo questa classifica possiamo già subito dare il quadro anche del prossimo tabellino. Domenica prossima si giocherà la giornata numero 8, chiaramente del ritorno, domenica 16 febbraio 2014. Questi gli incontri: Parmonval Folgore Selinunte, Mazzara Calcio Pro Favara, Camarat Raffadali, Rocca di Caprileone Riviera Marmi, Atletico Campofranco San Sebastiano, Alcamo San Giovanni Gemini, San Cataldese Serra di Falco ed infine si chiuderà con questo scontro importante a Leonforte tra Leonfortese Sport Club Marsala. Allora Carmelo, devo dire che questa sconfitta non ce l'aspettavamo della Leonfortese, perde un po' la possibilità di agganciare ancora di più il primo posto. Ha perso una grande occasione la formazione di Mirto perché recuperando con la gara da recuperare poteva comunque riportarsi in testa. Rimane comunque un campionato estremamente vivace, il Camarat ha ripreso il passo dopo qualche passaggio a vuoto, sicuramente seppur contro l'ultima in classifica dà una grande prova di forza l'Alcamo che rifila 7 gol al San Sebastiano. Anche l'Alcamo ha una partita in meno. L'Alcamo ha una partita in meno. Ci sono sempre buone possibilità. Assolutamente, in questo momento lo abbiamo già ribadito nelle scorse settimane, l'Alcamo sembra avere qualcosina in più rispetto alle altre, mentre invece una parola la merita la Parmonval che sta facendo un campionato straordinario. Oggi ha espugnato il campo del San Giovanni Gemini e quest'anno dopo tante buone salvezze tranquille, quest'anno il Parmonval ha la stagione dell'acuto. 6 punti dal primo posto, è tutto già scritto per il Parmonval, poche possibilità di agganciare la vetta? Sicuramente le concorrenti hanno qualcosina in più che altro, non tanto secondo me Camarat e Leonfortese, ma nelle ultime settimane secondo me l'Alcamo se mantiene questo passo potrà, è quella che è più attrezzata. Salvo Castorina. Ma anche Serra di Falco. Secondo me potrebbe fare qualcosa? Ha una partita in meno e come sì. Organico è di gran lunga superiore a tutte le altre. Però non ci dimentichiamo che l'Alcamo per tradizione ed è proprio anche una squadra pronta alla battaglia del campionato di eccellenza. È una squadra di categoria. Di categoria. Quindi, però tu vedi il Serra di Falco in questo momento. Il Serra di Falco però
Sono d'accordo con te sul fatto che abbia un organico importante, pensa a Venniro in attacco, ma anche un centrocampo sull'intelaiatura della squadra che l'anno scorso ha vinto la promozione. Però quest'anno gli è mancato quel quid in più, quando riusciva ad anellare 2 o 3 vittorie consecutive poi non riusciva a darsi la continuità giusta che poi è necessaria per vincere. Attenzione, perché stiamo parlando di tutti tranne del Camarat, salvo Calì. Camarat che comunque è in vetta, e voglio dire, in questo momento sono gli altri che la inseguono, quindi si sta godendo comunque un buon lavoro organizzativo fatto tra agosto Sicuramente, credo che luglio. io non seguo molto il girone A, Sì. a dire il vero, però comunque credo che sia una squadra di categoria, quindi conosce bene gli ambienti e con un buon organico e una buona programmazione. Però è buono il fatto che non se ne parli, no? In modo che così poi giocano un po' più sereni, Ma, salvo. ma anche la Aiuta, certo. Aiuta, Ma no? anche la Leonfortese era partito per un altro tipo di campionato, perché il presidente voleva, ad inizio stagione voleva abbandonare, quindi hanno fatto una squadra molto giovane, prendendo... Beh, l'investimento grosso l'avevano fatto lo scorso anno, infatti, però, infatti, e ora si ritrova lì ed è giusto che continui. Certo. Bene, proseguiamo. Adesso parliamo del girone B, del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e lo facciamo insieme naturalmente a Federica. Sport Club Siracusa, Acireale 1946, 1-0. Rometta, Catania San Pio X, 0-1. Football Club Acireale, Città di Rosolini, 0-0. Mister Bianco, Igea Virtus, 1-1. Gimnica Scordia, Modica, 1-2. Mazzarrà, San Gregorio, 1-1. Taormina, Sporting Via Grande, 2-0. Città di Vittoria, Tiger, 1-1. La Tiger pareggia e in questa maniera comunque rimane sempre in vetta. È da sottolineare nello scontro diretto anche la vittoria dello Sport Club Siracusa, adesso poi con Caline approfondiremo chiaramente i dettagli, battendo una Ciriale 46 che sembrava un po' in risalita. Guardiamo comunque la classifica. Tiger, 49 punti. Football Club Cireale, 45. Catania San Pio X, 39. Sport Club Siracusa, 39. Igea Virtus e Taormina, 38. Modica, 36 punti. Mister Bianco, 32. Gimnica Scordia, 31. Città di Vittoria, 28 punti. Sporting Via Grande, 26. Città di Rosolini, 19 punti. Acireale, 18. San Gregorio, 18. Rometta, 16 punti. Chiude la classifica Mazzarrà a 10 punti. In questa classifica ricordiamo che la Ciriale, il Modica e il Vittoria hanno anche un punto di penalizzazione. Anche per questo girone B subito il tabellino dei prossimi incontri. Domenica prossima, l'8ª giornata di ritorno, si giocherà Igea Virtus Città di Vittoria, Sporting Via Grande FC Aciriale, Città di Rosolini Gimnica Scordia, Modica Mazzarrà, Aciriale 1946 Mister Bianco, San Gregorio Rometta, Catania San Pio X Sport Club Siracusa, scontro al vertice, e poi infine Tiger Taormina. Allora Carmelo, qui ci abbiamo anche Salvo, insomma, che ci potrà dare un quadro più completo dell'incontro, però in sommi capi possiamo capire che la Tiger con questo punticino comunque ha allungato, ma dietro gli altri insomma creano sicuramente molto movimento in classifica. Allora Ettore, è inutile girarci attorno, è stata oggi una giornata strana perché le vicende delle ultime 48 ore con la decisione della Commissione Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti ha influito sulla giornata odierna, sia nell'FC Acireale che in condizioni normali avrebbe vinto agevolmente con il Rosolini. Ieri sono riusciti comunque a rifare i tesseramenti o parte dei tesseramenti nel club del presidente D'Amico, però chiaramente oggi la squadra era molto contratta e un po' secondo me questo ha influito anche nella gara della Tiger Brolo, perché la Tiger a Vittoria è andata in vantaggio però si è un po' cullata, quindi il fatto che presumibilmente avranno tolti punti a quella che è la più immediata diretta concorrente ha secondo me un po' si è un po' accontentata oggi la Tiger del punto a Vittoria. In condizioni normali forse avremmo visto le partite sarebbero anche andate guardando diversamente. la classifica, se eventualmente all'FC Aciriale venissero tolti dei punti, Le cambia la diretta completamente. inseguitrice sarebbe la San Pio Sarebbe a la 10 coppia. punti.
a 10 punti il campionato sarebbe praticamente finito. Già oggi la Tiger sull'FC ha un margine considerevole, Sì. perché 4 punti a 10 giornate alla fine sono un margine considerevole. Sì. Chiaramente lì parleremmo di un campionato che è già finito. Per il resto oggi comunque va sottolineato anche, sempre forse alla luce di quello che è successo, hanno sofferto sia il Siracusa, adesso con il nostro ospite ne parleremo, ma anche la San Pio X, che hanno avuto ragione soffrendo di avversari tutto sommati modesti, la San Pio a Rometta Marea, ma anche il Siracusa in casa con la Ciriale, a Ciriale che è vero che si è ripreso, da quando Criniti ha preso in mano la squadra sono arrivate 4 vittorie consecutive, sono arrivati anche giocatori di categoria superiore, ma è anche vero insomma che il divario tra le due squadre è enorme. Salvo Carì, allora questo scontro oggi è andato a vostro favore, è stata una partita intensa, le cronache dicono che comunque nessuno voleva perderla, ma soprattutto tutti volevano vincerla, è andata a favore ancora una volta della squadra siracusana, che comunque lì, voglio dire, con tutto quello che può succedere nelle prossime settimane, potrebbe ritrovarsi catapultato sempre di più Non verso sono la molto meta. d'accordo su quello che ha detto il suo collega di studio. Voglio dire, per noi è stata una domenica molto tranquilla, come tante altre domeniche. Siamo effettivamente a 10 punti, però virtualmente siamo anche ad 8 punti, in attesa che la vicenda legale, giudiziaria, sportiva si chiarisca. Faccia il suo corso definitivo. In parte è già stato fatto, Io adesso poi- aspettiamo che venga definitivamente Volevo chiuso. sottolineare soltanto una cosa, Salvo, scusa se ti interrompo, perché io dico una cosa fondamentale, esistono dei regolamenti, chi sbaglia nella lettura dei regolamenti è chiaro subisce giustamente il risultato, a prescindere positivo o negativo, che la Lega darà. Poi. Faccio un piccolo preambolo, voglio dire, il Siracusa 3 anni fa, sicuramente voi tutti ricorderete, primo in classifica e 5 punti di penalizzazione, Sì. solo perché non aveva pagato contributi INPS. 5 punti. Parliamo della società che era professionista però. In C1, rischiava, no, avrebbe vinto il campionato. Avrebbe vinto il campionato perché poi lo perse. Senza questi sì. punti avrebbe vinto il campionato in Serie B, quindi forse oggi sarebbe insieme al Trapani in Serie B. Cioè ci dispiace che magari alcuni risultati sul campo sono stati ottenuti Sono con state grande montate sacrificio di tutti. Sono state montate delle polemiche perché l'obiettivo centrale sicuramente è quello di distogliere l'attenzione dal vero problema. Io devo dire, mi diletto in queste cose, lo faccio anche per professione, quindi per me è lavoro quotidiano. Fa l'avvocato, Faccio voglio dire. l'avvocato, quindi, però voglio dire, porto un esempio. Allora, è stato detto che il Siracusa ne approfitta con i ricorsi, vince di qua di là, c'è tutte situazioni. Ho portato l'esempio che è chiaro e lampante per tutti. E parliamo di professionisti dove c'è un giro di soldi di milioni di euro e non Molto i di più, molto di non più. i dilettanti. Voglio dire, il Siracusa ha fatto un investimento quest'anno importante. A inizio stagione era stata fatta un'altra squadra perché si pensava con quella squadra di raggiungere l'obiettivo promozione, poi effettivamente si è visto che non era possibile. Quando con l'avvento poi del direttore Finocchiaro, di mister Strano e poi successivamente io a dicembre, Sì. sono stati sostituiti su 22 persone circa 15. È stata rifatta un po' Quindi la è stata squadra. rifondata, quindi il Siracusa ha fatto un investimento importantissimo. I risultati sul campo adesso ci stanno dando ragione. Certo. Noi siamo a 8 punti, a 8 giornate dalla fine, quindi per noi i discorsi non sono assolutamente chiusi. Anzi, noi abbiamo... No, ma io allora, è giusto premessa, che sia così, allora, è giusto premessa. che sia così, Allora, voglio dire. è chiaro che vi auguriamo, personalmente vi auguro ogni bene, ma è chiaro che recuperare 10 punti, anche perché la Tiger oggi ha lasciato a Vittoria, ha lasciato 2 punti a Vittoria, ma io non credo che in tante altre occasioni la Tiger avrà Però è modo giusto di che il lasciare. Siracusa No, ma per continui. carità, ci ma sono per tanti carità, ci sono io... tanti cambi insidiosi, non è che... Questo sì, Sì, questo sì, sì. Il Siracusa, la Ciriale è venuta da Siracusa sapendo di incontrare una squadra, Chiaro. almeno sulla carta, molto più forte. Allora, se tu giochi 10 giocatori Io dietro la infatti palla, mi riferivo dietro a la quello. palla, aspetti e poi cerchi di colpire in contropiede, non è facile fare un gol. No, no. Noi ci siamo riusciti, dopo che tutto il secondo tempo ci siamo buttati alla rincorsa, quindi voglio dire, sono 8 giornate che da vivere Certo, ma intensamente, questo dà più senza entusiasmo a grande tutti, intenzione, dà più assolutamente. entusiasmo a tutti perché Allora, però così, io ecco, movimenta... chiaramente si è fatto riferimento alle tante polemiche che ci sono state e giustamente negli ambienti vicini all'FC, anche lo stesso direttore Santopalma in persona lo ha detto. In effetti io voglio un po' cavalcare questa tigre. È chiaro che i risultati del campo vengono chiaramente, non dico falsati, ma cambiano. C'è un FC che va a perdere 8-9 punti a tavolino,
È chiaro che Io Non è vorrei dire anche vero solo- che esiste un regolamento e il regolamento va rispettato. Io Sì, sì. Non voglio essere presuntuoso, No, però posso dire e non una- voglio a neanche me mancare Siracusa- di rispetto all'FC a quando me vi dico Siracusa, queste cose. quello che mi riconosce a titolo di rimborso spese, molto spesso, e forse non voglio esagerare, però rispetto a molti allenatori dell'eccellenza, girone A, magari delle province, cioè forse io se non guadagno di più, quantomeno alla pari. Cioè Siracusa ha investito anche da questo punto di certo, vista. sì. Cioè, gli interessi del Siracusa Allora, tu che vanno gestiti a 360 gradi, anche da questo punto Che di ne vista. pensi tu, Salvo Castorina? Avere uno staff dietro che ti collabori e che sia esperto di carte federali è fondamentale. È fondamentale. In qualsiasi categoria, perché purtroppo, siccome l'errore ci può stare, Chiaro. bisogna essere bravi, avere le persone competenti che riscontrino l'errore e lo portino a favore della squadra per la quale operano. Sottolineiamo anche che comunque ancora non è stato definito niente, soltanto è stata fatta una comunicazione da parte dell'ufficio tesseramenti, ancora la Lega deve chiaramente... No, ma No, dico, quello è, io questo parlo è un di- passaggio fondamentale. Però certo, è chiaro che Ma infatti è chiaro lì che è un passaggio anche fondamentale, ricostruiamo un pochettino la vicenda, bisogna fare i complimenti comunque a Calì perché in effetti il ricorso è stato magistrale, sono riusciti a trovare effettivamente una falla. Perché ricordiamo anche brevemente la vicenda, lo Sporting Club Siracusa contesta il fatto che l'FC Acireale con un presidente inibito, perché Nicola D'Amico era inibito per 6 mesi al momento in cui sono stati effettuati i tesseramenti, non poteva firmare tra virgolette i contrattini, Sì, chiamiamoli così, sì. I tesseramenti. i tesseramenti. Non esiste nessun Esatto, li chiamiamo Inseriti così su- volgarmente. Sì. Firmato i tesseramenti. L'FC cosa risponde adesso? Cosa risponderà? Sostanzialmente loro dicono: è vero, i tesseramenti sono stati firmati, però è anche vero che nel momento in cui è stato fatto il cambio di denominazione, D'Amico comunque risultava il presidente. Insomma, si ingarbuglisce È qui sempre che di sta più. l'inghippo, perché il cambio di denominazione lo abbiamo fatto ad esempio noi lo scorso anno a Paternò, è un'associazione, una Onlus, che si riunisce in assemblea e fa questa associazione, ieri si chiamava Drano, Da oggi- i soci deliberano che si chiami Paternò, ok, votiamo. Quindi quello, un conto è l'aspetto civile, l'associazione in quanto tale, codice civile con le norme, eccetera, l'assemblea e tutto, un conto è l'aspetto sportivo, cioè tu presenti una documentazione alla Lega e la Lega ti iscrive. Questo non significa che perché tu eri inibito non potevi, la Lega ti inibisce a svolgere qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento sportivo. Sì, sì. Insomma, Vedremo, abbiamo raccontato solamente i fatti, vedremo certo, poi. chiaro, è logico. Aspetteremo poi la comunicazione ufficiale da parte della Lega. Per chiudere comunque il discorso riguardante questo girone B, voi giustamente fate bene a dire che siete ancora ci assolutamente in corsa. Sarà una bella battaglia, a prescindere da quello che sarà poi il risultato legato al riscontro definitivo da parte certo, dell'ufficio tesseramenti e della Lega, però credo che sia sicuramente un girone molto interessante. Invece con Salvo, così per chiudere anche su questo girone, volevo sottolineare la caduta libera del San Gregorio, no? C'era stato un momento in cui sembrava che si fosse ripresa definitivamente, adesso da qualche settimana sta zoppicando ed è ripiombata di nuovo nella zona retrocessione. Hanno fatto dei miracoli fino ad adesso, perché era una squadra che non doveva neanche iniziare, Sì, non è ha fatto la Coppa Italia. Grazie al direttore Marletta e all'allenatore Scrivano sono riusciti a mettere su un organico dignitoso, che nella prima parte del campionato ha fatto discretamente, ma poi a dicembre, quando poi il 70% delle squadre si rafforzano e sistemano le falle, loro, non avendo possibilità economica, sono dovuti rimanere per come erano, e quindi è un dato di fatto. Si è rinforzato la Ciriale 1946, anche se oggi perdendo contro di voi, una buona squadra. sì, ha fatto un passo indietro, però credo che sia tra quelle pericolanti più di tutte interessate a salvarsi. Assolutamente, io credo che ci possa arrivare Ci possa tranquillamente, arrivare, no? Salvo? possa superare anche lo scoglio play-out. Sì, lo penso anch'io, e volevo menzionare anche il Modica, che a dicembre pensavamo tutti che avesse smobilitato, e invece ha fatto quadrato. Gianluca Felicetti fa l'allenatore, Meglio di così. e dentro e fuori mi sa che Ma invece per si chiudere divertono. questa parentesi, Ettore, Sì. incredibile il caso dello Scordia. Lo Scordia vince tantissime partite fuori casa, ma credo sia la terza o la quarta sconfitta tra le mura amiche. Succede, evidentemente sono più Sono animati. ad esempio fenomeni che capitano spesso nel professionismo, ma nei dilettanti il fattore campo è Ma lo molto Scordia ha fondamentale. avuto anche la fortuna, organico di tutto rispetto, allenatore bravo, società seria, ha avuto anche la fortuna di
trovare alcune partite su squadre in momenti in cui c'era quasi una perché lo smobilitazione. Scorpì è andato a vittoria, ha vinto e non ha giocato. A Modica ha vinto e non ha Questa è giocato. una bella lettura. Questo è anche il Taormina. Questa è una Quindi bella lettura. È una bella lettura. sono 9-10 punti. Attenzione, quelli che ha fatto sul campo sono tutti meritati, però ha avuto anche questa fortuna che non è da sottovalutare. È vero. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra pausa, nel frattempo salutiamo Federica, adesso sarà sostituita dalla seconda penaltina Giulia Bonaccorsi e salutiamo anche Carmelo che rivedremo chiaramente la prossima settimana con un'altra intensa giornata legata al campionato interregionale e di eccellenza. Una buona settimana a tutti i nostri telespettatori e agli appassionati di calcio. Federica. Sì, io vi auguro un buon proseguimento e adesso vi lascio con le pubblicità. Rimanete con Penalty.